Si è aperto oggi in Corte di Assise a Belluno, presieduta da Antonella Coniglio, il processo per l'omicidio avvenuto la notte del 6 maggio 2023 a Fener, in zona stazione. Accusati di aver ucciso Antonio Costa due giamaicani, Dominguez Sanchez Pedro Libert e con lui Junior Sedano Sanchez. Di fronte alla giuria popolare oggi sono stati chiamati a testimoniare i militari che furono coinvolti nelle indagini. Il processo riprenderà il prossimo 3 luglio, quando il PM Alberto Primavera proseguirà l'esame dei propri testimoni, oltre 40, per poi passare in un fitto calendario di udienze già fissate agli altrettanti testimoni della difesa. Tutto questo insieme di elementi che sono stati raccolti, questo mosaico può essere visto sotto tanti punti di vista, cioè noi le teste le possiamo ricomporre in tanti modi, possono esserci tante linee investigative seguite e secondo me il lavoro che va fatto è cercare di collezionare più linee possibili e poi scegliere quella migliore. La cosa che secondo me invece la Procura ha fatto di sbagliato è di concentrarsi già all'alba del 7 di maggio solamente su una linea ricostruttiva, che è quella che vuole il nostro come il principale indiziato e quindi il colpevole. Nella giornata di oggi la difesa di Dominguez Sanchez e Pedro Libert ha messo sotto esame le procedure applicate agli inquirenti, sottolineando come le indagini si siano subito concentrate sul loro assistito, senza mai prendere in considerazione nessuna possibile pista alternativa. Nel momento in cui si parte da un'idea preconcetta, da una precomprensione del fatto, chiaramente il binario investigativo si restringe e va in un'unica direzione. Lei ritiene che ci sia un omicida a piede libero? Non è nostro compito dire chi è colpevole o chi no. Il nostro compito è fare apparire, e riteniamo che questa verità si stia dipanando poco a poco, che il nostro assistito non sia responsabile. Voi siete convinti che sia innocente? Questa è una domanda alla quale preferirei, ma rispondo, io sono convinto dell'innocenza del mio assistito.